L'opera come dentro una favola, sulle magiche note di Verdi, Mozart, Rossini, Donizetti. Una festa della musica in cui i bambini sono i protagonisti. Il palcoscenico è quello del Teatro Lirico di Cagliari, dove è andato in scena lo spettacolo Zitti Zitti Piano Piano, dedicato agli alunni delle scuole elementari, medie e superiori. Emozionati, rapiti, divertiti, alcuni di loro passano dalla platea al palco per il battesimo dell'opera. Stai per entrare in scena? Che parte fai? Non lo so nemmeno io. Sul palco, con i piccoli attori per un giorno, l'orchestra e il coro del Teatro Lirico, l'attore Massimiliano Medda, fondatore della compagnia teatrale La Pola, il mimo Pierpaolo Corda. Emozionate? Abbastanza, io ho paura. Perché? Perché è la prima volta e quindi siamo un po' emozionati. Possiamo fare carriera. Però è divertente. Abbastanza. Sì, quello sì. Soprattutto come sono messa. Conoscevate il Macbeth? No. Quindi la prima volta che... Sì. Come sono questi bambini come attori? I bambini sono bravissimi, ma noi eravamo preoccupati, abbiamo pensato magari all'inizio hanno vergogna, non vogliono salire sul palco, invece come gli chiediamo chi vuol salire, i bambini subito, sì, io. Sono molto... E poi una volta che arrivano qui sono, capito, nel Paese delle Meraviglie, vedono questo spazio grande, i costumi, le parrucche, i fari, è proprio un'esperienza bellissima per loro, peccato che non la possono fare tutti, però... Anche quelli piccolini sono bravi, abbiamo visto. Sono bravi e poi quando sono in scena non fanno gli spiritosi, proprio entrano nel personaggio e insomma, c'è il rischio che ci portino via il lavoro. Le opere dei grandi maestri, spiegate in modo semplice e divertente, conquistano i piccoli spettatori seduti in platea. Pioggia, tuoni, lampi, fulmini, gatti neri, poi ho nebbia, poi ho queste streghe che agiscono, mi raccomando non spaventatevi se sentite miagolare 3 volte la gatta e non provocate le streghe, perché quelle sono invigne e potrebbero farvi qualche maledizione o qualche previsione di quelle che vi possono cambiare la vita. Le atmosfere cupe del Macbeth, l'incanto del flauto magico, l'elettricità della Carmen e alla fine un grande applauso per chi sta imparando ad amare la musica.